Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Grave incidente stradale a Marineo, in provincia di Palermo, esattamente lungo la strada statale 121 Palermo-Agrigento. Secondo i primi accertamenti, l'impatto sarebbe avvenuto ieri sera alle porte del paese. Il bilancio è di un ferito. L'uomo, 66enne titolare di una nota azienda di vini del centro alle porte di Palermo, sarà sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale civico dove è stato ricoverato in codice rosso. Erano rubate ma venivano vendute come auto usate. La polizia stradale di Siracusa ha scoperto un'organizzazione che gestiva il traffico e il riciclaggio di auto rubate, le quali venivano reimmatricolate con libretti falsi che attestavano la provenienza estera. I ladri alteravano i codici identificativi delle autovetture e realizzavano veri e propri cloni, veicoli di altre auto che circolano regolarmente all'interno dell'Unione Europea. Continuano i controlli dei militari della Capitaneria di Porto di Siracusa nell'ambito della filiera della pesca a tutela della risorsa ittica e dei consumatori. I militari hanno intercettato un sub non professionale che aveva appena ultimato la cattura di circa 250 esemplari di riccio di mare. Oltre a levare al trasgressore la sanzione di 2.000 euro, il prodotto ittico ancora vivo è stato riposto in mare. Breve parentesi di sole in Sicilia per la giornata di domani, 11 novembre 2022, è la famosa estate di San Martino, ma nei giorni successivi bisognerà aspettarsi un rapido peggioramento delle condizioni meteo. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Catania e Palermo con massime di 23 gradi. Le più fredde si confermano ancora una volta Caltanissetta, Enna e Ragusa. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.